Beh, guarda, io direi che il DJ ormai non esiste più perché credo che ora che ritorneremo in discoteca passeranno almeno altri 6 mesi, per cui ci siamo un po' riciclati un lavoro, sono diventato regista, montatore, porto in giro delle macchine particolari, fotografo per l'occasione. È stata una grande passione che ho sviluppato col tempo. Adesso abbiamo acquisito un ottimo know-how e andiamo avanti a visitare l'Italia attraverso i monumenti, attraverso questi patrimonio UNESCO che sono molto 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 belli. Abbiamo un territorio magnifico, va valorizzato, va ancora riscoperto perché fino a prima della pandemia la gente magari preferiva andare in Spagna o in altri territori, in Inghilterra, che per l'amor di Dio anche loro sono molto visitabili, ma l'Italia è imparagonabile. In calendario non dico mai dove andrò perché di solito veramente deve essere una sorpresa. Siamo partiti appunto mostrando il territorio solo nel momento in cui andavo in diretta su Facebook, poi abbiamo cambiato la situazione perché ovviamente tutti i vari luoghi avevano anche bisogno di promozionarli prima di arrivare a fare questo DJ set. In questo momento ti posso dire che il Veneto lo amo, ho la mia compagna che tra l'altro ha la mamma di Abano, quindi siamo sempre nel territorio spesso e volentieri. Il mio terzo figlio ha sangue veneto, quindi se veneto pure lui.